Parliamo adesso di cronaca, operazione antidroga della Polizia di Venezia che ha sequestrato 6 kg di cocaina e ben 35 di marijuana. Ci dicono tutto Marco Marchesini e Paolo Colombatti. Fiumi di droga dalla Spagna all'Italia, via traghetto veloce sulla rotta Barcellona-Genova, destinazione via terra nord-est. In manette 3 persone, tutte venete, capo del narcotraffico scoperto dalla polizia della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, un pluripregiudicato, il vicentino Ferruccio Pozza, 59enne, titolare di 4 attività del settore immobiliare. Finito in manette dopo che nella sua abitazione sono stati trovati tra l'altro una pressa contanti per 11.000 euro, una macchinetta contasoldi, un bilancino digitale. Per far arrivare la droga tra cocaina e hashish a Venezia e Vicenza, Pozza si serviva del corriere Celestino Fossà, 65enne veronese, residente da anni a Malaga, Torre Molinos, arrestato in flagranza al porto di Genova. Lo stupefacente occultato in auto, in ovuli contenuti in bottiglie di plastica e nascosti sotto il pianale della ruota di scorta. Questo agente viaggiava occultato all'interno di autovetture doppi fondi e un'altra accortezza era che veniva aromatizzato con essenze di noci di cocco, appunto in maniera tale da superare eventuali controlli antidroga ai valichi di frontiera o anche nell'ambito degli scali aeroportuali nazionali. Arrestato in flagranza anche il complice Luciano Zigliotto, insospettabile ristoratore veneziano, titolare del ristorante noto Anna e Otello di Mira, il terminale dello spaccio. 44 complessivamente i chili di droga sequestrati. Indagini durate circa un anno, abbiamo intercettato un carico, ne abbiamo individuati degli altri, sicuramente comunque per svariate centinaia di migliaia di euro fino anche al 1.000.000 di euro.